mattinata alla parafarmacia di Macerata un uomo armato di coltello è entrato nel negozio e minacciando la dottoressa si è fatto consegnare l'incasso. Caccia all'uomo. Inflazione a luglio, il Veneto tra le regioni più care, nella Marca più 8,4%. I rincari arriveranno a oltre 2.600 euro all'anno per una famiglia di 4 persone. Bollette quadruplicate, case di riposo in grande difficoltà per garantire i servizi agli anziani, il sistema rischia il collasso. Ore contate per i 4 soggetti che domenica notte a Conegliano hanno fatto il bagno nudi nella fontana del Nettuno. Fatevi avanti perché tanto vi troviamo, dice il sindaco Chies. Si terranno sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Tempio di Ormelle i funerali di Alessandro Feletto, il 17enne travolto da un furgone mentre era in scooter. Spaccio di droga al bar Sole lungo la Feltrina, ieri il blitz della polizia, indagati 7 nigeriani, il bar su disposizione del questore è stato chiuso per 15 giorni. Riqualificazione dell'ex macello all'ex foro Boario da una parte e accoglienza dei senza dimora dall'altra. Cassugana ha presentato un altro maxi intervento in partenza parzialmente finanziato dal PNRR. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano, l'avete sentito, attimi di terrore questa mattina a Macerata, dove un uomo armato di coltello ha fatto irruzione nella parafarmacia e minacciando la dottoressa si è fatto consegnare l'incasso. Caccia all'uomo. Sentiamo. Una rapina avvenuta in pochi minuti. Secondo i testimoni, 2 sarebbero gli uomini che tenevano sotto controllo la parafarmacia in viale Caccianiga. Hanno girato nella zona per diverso tempo, tanto da insospettire la dottoressa. Aveva allertato anche il titolare dell'agenzia immobiliare che si trova accanto. Era un'ora che andavano avanti e indietro. Lei ha detto sono un'ora che vanno avanti e indietro delle persone mai viste. Tutto poi è precipitato in poco tempo. La dottoressa è rientrata in parafarmacia. Ho detto vabbè, stiamo un po' attenti. Va bene, io torno in parafarmacia, voi date un'occhiata se ci sono problemi. Saranno passati 20 secondi. Lei ha telefonato ai carabinieri, ha messo giù il telefono, quindi i primi 10 secondi, i successivi 10 è entrato dentro. Uno probabilmente al palo e uno è entrato dentro. Armato di un coltello da cucina e con gli occhiali da sole, si è avvicinato alla donna, gliel'ha puntato alla gola, voleva i soldi in cassa. Lei ha tirato fuori tutto quello che aveva e gliel'ha consegnato. Si tratta di un bottino di qualche centinaia di euro. Sono stati attimi di terrore per la donna, che è rimasta leggermente ferita. Probabilmente si è anche difesa perché aveva un taglio alla mano e un piccolo taglietto alla gola, per cui un po' sotto shock naturalmente. E i carabinieri erano allertati, ma era un'allerta dovuta non guardi che sono stata rapinata, era attenzione che ci sono. È stato tutto veloce. All'arrivo dei carabinieri la rapina era già stata messa a segno. I 2 sono poi fuggiti a piedi, immediatamente è scattata la caccia ai malviventi. E sono uscito e la signora è uscita, era là, aiuto, eccetera, eccetera. La paura ora è molta, non tanto per me, ci dice. C'è mia figlia che lavora, che è qui, io non ci sono, gli ho detto chiudi. Quando esco, ormai a questo punto chiudi sempre. Nelle prossime ore i carabinieri guarderanno le immagini della videosorveglianza. Forse i 2 rapinatori sono stati immortalati. La dottoressa è sotto shock ma sta bene. La parafarmacia rimarrà chiusa per qualche giorno. Ed ora l'inflazione, i dati relativi al Veneto e alle singole province della nostra regione sono preoccupanti. In 12 mesi aumenti di oltre l'8%. L'inflazione galoppa e i portafogli piangono. In Italia, così in Veneto, dove l'inflazione ha raggiunto la quota massima dell'8,5% nel mese di luglio e in provincia di Treviso l'8,4%. Siamo ai massimi storici dal 1984. Adriano Bordignon, presidente del Forum delle famiglie del Veneto, commenta con preoccupazione i dati sull'aumento dei prezzi diffusi da Istat e Unione Consumatori. Il Veneto tra le regioni più costose insieme a Trentino e Lombardia, con Treviso a metà strada tra Verona, che segna da luglio 2021 a luglio 2022 un più 9,1%, e Rovigo, che si ferma al 7,2%. È come se la nostra comunità diventasse improvvisamente un po' più povera. Con l'inverno dietro l'angolo e con l'aumento dei costi delle materie prime, con l'aumento del caro bollette,
lo scenario che ci prestiamo ad affrontare è certamente preoccupante, lo dico da amministratore locale che valuta insieme all'assessore al sociale le richieste di aiuto da parte delle famiglie in difficoltà, e notizie come quella di oggi sicuramente ci dicono che queste richieste di aiuto continueranno ad aumentare. Olio, pane, pasta, burro, i maggiori rincari al supermercato riguardano prodotti che non è possibile non acquistare, per non parlare delle ulteriori spese per l'autunno, dalla scuola al riscaldamento. È necessario che la Regione metta a disposizione delle risorse per i nuovi impegni delle famiglie, in particolare per il diritto allo studio, incrementando anche le risorse, il bonus libri, e i comuni facciano altrettanto, cercando di utilizzare il fattore famiglia per valorizzare, per quantificare le tariffe del trasporto e delle mense scolastiche. In 12 mesi per una famiglia trevigiana di 2 persone ha significato spendere 1.955 euro in più, che salgono a 2.656 se i componenti diventano 4. Noi come amministrazione di Treviso ci stiamo organizzando per far fronte a questa ondata di emergenza sociale, creando un piccolo tesoretto da destinare alle famiglie in difficoltà. Con l'incertezza governativa che purtroppo sta caratterizzando il nostro Paese, non abbiamo un referente al governo che ci possa garantire sostegno. Difatti la prima richiesta che faccio chiunque andrà su, di avere risposte immediate per far fronte a questa, temo, immediata emergenza sociale che arriverà. I costi dell'energia mettono a rischio anche le tenute socio-assistenziali delle case di riposo della Marca. Ieri sera all'appello dell'ISRA, oggi siamo stati a Villa Belvedere di Crocetta e a Casa Marani. Il copione è lo stesso, bollette ormai quadruplicate. Eccola qui, questa è la bolletta, l'ultima bolletta arrivata relativa a luglio del 2022, che mostra un consumo inferiore rispetto alla pari bolletta dello scorso anno, ma un costo praticamente triplicato. Questa è una situazione che ormai perdura da qualche mese, ma a questi livelli non si era mai arrivati. 28.346 euro contro i 7.000 del 2020 e i 9.000 dell'anno scorso. Sono numeri che parlano da soli, quelli snocciolati dal presidente di Villa Belvedere. Nella struttura di Crocetta del Montello ci sono quasi 130 ospiti, la maggior parte non autosufficiente. Qui, tra un piano e l'altro, l'energia serve per garantire un minimo di qualità della vita. Con la bolletta dell'Enel noi facciamo andare l'impianto dell'ossigeno, facciamo andare il raffrescamento, facciamo andare i sollevatori, facciamo andare i letti, i materassi ad aria per evitare le piaghe antidecubito, cioè non possiamo permetterci di stare senza corrente. Tagliare su questi costi insomma è impossibile, di sicuro, sottolinea lo stesso Tappari, è immorale, così come lo sarebbe aumentare le rette. Su questo il presidente della RSA è netto. Io francamente l'ho già dichiarato, mi rifiuto di spalmare questi costi sulle rette degli anziani e delle loro famiglie, non certo perché io sia un anarchico insurrezionalista, ma semplicemente perché trovo impossibile e non corretto spalmare una bolletta che è frutto da un lato di una mera operazione speculativa a livello internazionale e dall'altro di una pochezza di interventi politici a livello nazionale per settori come questo. Ma il copione è lo stesso in tutte le RSA della Marca. I conti aggiornati di Casa Marani nelle sue 3 strutture di Villorba, Povegliano e Paese fotografano un rincaro complessivo del 374%, dai 19.000 del 2021 agli oltre 91.000 euro di questi giorni. Abbandona ogni diplomazia anche la presidente Zambon. A rischio c'è la tenuta socio-assistenziale. Quanto alle rette, siamo preoccupati che se non riusciamo a pagare le bollette, e questo riusciremo a farlo solo probabilmente agendo sull'aumento delle rette, si rischia il taglio dei servizi e questo renderebbe impossibile erogare l'assistenza agli ospiti. 400.000 euro l'exploit previsto per Casa Marani nel 2022, un colpo durissimo. Le case di riposo della Marca sono davanti a un bivio. È insostenibile già nella situazione attuale. Se pensiamo poi in prospettiva che fra 20 giorni arriverà la bolletta di agosto e sarà forse peggio di questa, e soprattutto se pensiamo che in autunno-inverno arriverà il gas con valori quadruplicati anche lì rispetto all'anno scorso.
Potrebbero avere le ore contate, siamo ora alla pagina della cronaca, i 4 soggetti che domenica notte a Conegliano hanno fatto il bagno completamente nudi dentro la fontana di Nettuno. Fatevi avanti perché tanto vi troviamo le parole del sindaco Chies che già pensa ai lavori socialmente utili. Ma io li definisco semplicemente 4 imbecilli, probabilmente il caldo, l'alcol, la luna di notte, ma mentre su questi 2 fattori possiamo lavorarci, sull'imbecillità delle persone e la maleducazione no. Perché io gli consiglio di farsi vivi loro prima possibile, perché adesso stiamo analizzando le telecamere insieme a tutte le forze dell'ordine e vi assicuro che li troveremo e sarà meglio che si costituiscano da soli, perché quando li troveremo applicheremo il massimo della sanzione. Filmati e fotografati da un cittadino con lo smartphone e catturati dal sistema di videosorveglianza, potrebbero avere le ore contate i 4 soggetti che domenica notte si sono buttati nella fontana del Nettuno in pieno centro a Conegliano completamente nudi. Non è una goliardata, taglia corto il primo cittadino, anche perché fa male all'immagine della città del Cima. E invito tra l'altro chi fa queste foto a chiamare immediatamente le forze dell'ordine, perché abbiamo visto negli ultimi episodi che le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente e hanno subito identificato e sanzionato le persone, per cui invito chiunque veda fatti del genere a chiamare subito le forze dell'ordine. Se beccati, la punizione non solo sarà massima in termini economici. L'ultimo episodio risalente all'anno scorso in cui sono state rovinate delle immagini della Lilt e le persone sono state individuate e messe ai servizi sociali. Questo è quello che deve essere fatto, per cui più che multe bisogna fare in modo che capiscano con ore di lavoro a favore della comunità. Linea dura che convince anche i cittadini, l'inciviltà va combattuta, troppi segnali di preoccupazione in questa pazza estate 2022. Non li considererei dei vandali, ma delle persone ignoranti e maleducate. Non so se sia dovuto alla situazione degli ultimi anni che ha portato i ragazzi, e non solo i ragazzi, anche le ragazze, a fare quello che volevano, oppure che siano magari i genitori che non li seguono più come venivano seguiti i ragazzi una volta. Aggiungo solo che si crea un danno d'immagine al comune, a tutto il nostro territorio, che sommato a problemi di baby gang o di scippi che si stanno verificando sempre più frequentemente, danno un'idea alquanto pericolosa e sbagliata di tutta la nostra area. Non va bene fare una roba del genere in città, non è decente. E sono d'accordo con lui che devono essere puniti. Si è sentito male ed è caduto dalle scale, grave un 60enne di Pieve di Soligo. A chiamare i soccorsi alcuni passanti che dall'esterno hanno visto l'uomo riverso a terra. Ad aprire la porta sono intervenuti i vigili del fuoco. L'uomo viveva da solo, è stato quindi trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso, dove si trova ricoverato in serie condizioni. E si terranno sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Tempio di Ormelle i funerali di Alessandro Feletto, il ragazzo morto martedì pomeriggio all'incrocio tra via Roma e via Campagnole, dove a bordo del suo scooter si è scontrato con un furgone. La cerimonia si terrà alle 10 e sarà preceduta venerdì sera, sempre nella chiesa di Tempio, alle 20. Ad officiarla sarà Don Massimo. In giornata, infatti, è arrivato il nulla osta da parte della procura dopo che i carabinieri già nella giornata di ieri hanno depositato i rilievi e gli atti di indagine. Viene confermato il fatto che non sarebbero emerse responsabilità specifiche nei confronti della 29enne che guidava il furgone. Spaccio di droga, chiuso il bar Sole lungo la Feltrina a Treviso. Ieri il blitz della polizia ha indagati 7 nigeriani. Il bar, su disposizione del questore, è stato chiuso per 15 giorni. L'ultimo blitz ieri, quando gli agenti della squadra mobile di Treviso, con l'ausilio del reparto prevenzione crimine di Padova, le unità cinofile della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Treviso, hanno concluso l'operazione denominata Sun Bar, volta al contrasto dello spaccio di stupefacenti, soprattutto cocaina. Al centro dell'indagine il bar Sole lungo la Feltrina, che secondo gli investigatori era una vera e propria centrale dello spaccio. Coinvolti 7 cittadini nigeriani, uno irregolare, 2 residenti a Treviso, gli altri senza fissa dimora. Centinaia
centinaia gli episodi di cessione contestati dalla polizia agli stranieri che nascondevano lo stupefacente all'esterno del bar per poi cederlo agli acquirenti. Un via vai continuo, visto che sarebbero circa 100.000 gli euro ricavati nel giro di pochi mesi attraverso questa potente macchina dello spaccio. 300 le cessioni contestate ed un centinaio gli assuntori segnalati alla prefettura di Treviso. L'ultimo blitz ha portato al sequestro di circa 100 grammi di cocaina e 3.000 euro in contanti. Nei confronti dei 7 nigeriani l'autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare personale del divieto di dimora nella provincia di Treviso. Il Bar Sole, invece, in collaborazione con la divisione di polizia amministrativa della questura, è stato chiuso per 15 giorni per motivi di ordine e sicurezza pubblica, con provvedimento disposto dal questore di Treviso. Il 5 agosto scorso era evaso dagli arresti domiciliari e questa notte un moldavo 36enne già noto alle forze dell'ordine è stato rintracciato dai carabinieri ed arrestato. L'uomo nei giorni scorsi era stato fermato dai militari dell'Arma di Castelfranco per aver asportato alcuni oggetti all'interno di un'auto parcheggiata nel cortile di un condominio e prima ancora alla guida di una Fiat Punto appena rubata aveva abbattuto il cancello di una ditta vicina. Per lui erano stati disposti gli arresti domiciliari per i reati di furto in abitazione e furto aggravato. Il 36enne poi si era allontanato dalla propria casa, ora si trova in carcere a Santabona. Ed ora la politica, il giorno dell'ufficializzazione dell'alleanza Renzi-Calenda, mentre in Casa Lega si fa sempre più concreta l'ipotesi di candidare anche i governatori Zaia, Fontana e Fedriga. È più di un'ipotesi e viene confermata anche da fonti venete del Carroccio. Matteo Salvini starebbe pensando seriamente di candidare i presidenti di regione leghisti alle politiche 2022. Quella che sembrava una boutade a inizio campagna sta prendendo forma e consistenza. I governatori non sono ineleggibili come i sindaci delle grandi città, ma eventualmente incompatibili. Una volta eletti, cioè, dovrebbero scegliere tra le due cariche. Zaia, Fedriga, Fontana sono gli assi che il leader della Lega vorrebbe calare per limitare le perdite nelle regioni settentrionali, magari a favore di Fratelli d'Italia. Per loro, riporta il quotidiano nazionale La Stampa, ci sarebbe la posizione di capolista nei listini proporzionali. Certo, c'è da capire cosa diranno i diretti interessati. Lo stesso Luca Zaia ha escluso questa possibilità più volte, anche recentemente, ma le vie per Roma sono infinite, ancora di più quelle della politica romana e delle segreterie. Roberto Marcato, simbolo della Lega in Veneto, non nasconde il suo mal di pancia. L'impressione che si ha è che in realtà i giochi siano un po' fatti e, come dire, siccome non sono entrato ieri in politica, ne comprendo anche la logica, perché di fatto poi un po' dappertutto succede questo. È che noi siamo in un momento particolare e dal mio punto di vista sarebbe opportuno presentare delle candidature che abbiano la capacità di intercettare consenso nel territorio, perché altrimenti si rischia di non avere il risultato che in realtà meritiamo. Grandi manovre sono in corso su tutti i fronti. Oggi l'ufficializzazione dell'accordo tra Renzi e Calenda, nasce il terzo polo e sui social è già stato diffuso il simbolo. Abbiamo avuto 2 giorni di interlocuzioni insieme a Italia Viva e Matteo Renzi, adesso è notizia che l'accordo sia definito e in questo scenario politico noi ci vogliamo inserire proprio in questo contesto che stiamo dicendo, cioè nel senso noi rappresenteremo quell'area pragmatica, coerente, chiamiamolo terzo polo, chiamiamolo centro, chiamiamolo come vogliamo. Io so per certo che tra una settimana, se faccio un collegamento qua, le saprò dire che ho un programma di 250 pagine che risponde ai problemi e ai bisogni dei cittadini. In attesa di conoscere alleanze e nominativi prendono forma i programmi, contrastare l'inflazione è la priorità del PD, una mensilità in più ai lavoratori per recuperare potere d'acquisto, afferma il segretario Dem Martella. Dobbiamo innanzitutto contrastare l'inflazione e per farlo dobbiamo tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, dei lavoratori, e dobbiamo aiutarli sul fronte luce, gas e carrello della spesa.
Limitare i danni dell'inflazione galoppante, restituendo potere d'acquisto alle famiglie e fare in modo che il paventato autunno nero assuma altre gradazioni. Questa è la priorità del Partito Democratico Veneto nei giorni in cui si stanno definendo strategie e alleanze e ovviamente la lista dei nominativi tra riconferme e new entry. Mentre la tattica resta interna, i contenuti del programma prendono forma e consistenza. E per questo ci vogliono delle misure, per questo che noi abbiamo detto per esempio una mensilità in più ai lavoratori e vari sostegni ai giovani per gli affitti e per garantire quindi anche a loro un futuro. Questo per le famiglie e le nuove generazioni. Per le imprese invece la strada in parte tracciata dal governo Draghi è quella della riduzione del famigerato cuneo fiscale. Cioè di quelle tasse che agiscono sulle imprese per il lavoro, per il costo del lavoro. Quelli vanno abbassati, contemporaneamente vanno abbassati i contributi che pagano i lavoratori in modo tale da garantire una mensilità in più. Mondo dell'impresa che in questo preciso momento storico deve superare diverse incertezze e alcuni paradossi come la carenza di manodopera. E l'altra cosa fondamentale in Veneto sarà quella di far incontrare meglio la domanda e l'offerta di lavoro. Noi vediamo che c'è una richiesta di lavoro e che spesso le imprese non trovano i lavoratori. Ecco, va prodotto un incrocio più efficace, con politiche ben precise. Riqualificazione dell'ex macello all'ex Foro Boario di Treviso da una parte, quindi, e accoglienza dei senza fissa dimora dall'altra. Casugana ha presentato un maxi intervento in partenza parzialmente finanziato dal PNRR. Questi due stralci tendono a ridare una dignità a quell'area degradata che è l'ex macello, intervenendo contemporaneamente a levare la comunità alloggio dall'ex Elca, quindi dal Palazzo Moretti, e l'asilo notturno da via Pasubio. Cambia volto l'accoglienza dei senza tetto a Treviso. I posti letto attualmente presenti a Palazzo Moretti e nel dormitorio di via Pasubio verranno concentrati all'ex macello di via Castello d'Amore, accanto al comando della polizia locale. Un'area da 1000 metri quadrati che verrà riqualificata in 2 fasi. Una prima, al via a settembre, da 2 milioni di euro finanziati da Regione e Comune, e una seconda da 1.300.000 ottenuti dal PNRR, il cui cantiere partirà nell'autunno del 2023. Il primo stralcio si compone di camere dignitose, singole, con servizi igienici per singola camera e poche camere doppie, divisi uomini e donne per un totale di 19 posti letto. Mentre nel secondo stralcio avremo invece la comunità diurna e soprattutto faremo anche un'area polivalente per l'emergenza notturna di almeno inizialmente 20 posti letto, aumentabili anche di un'altra ventina di posti. Camere singole per la convalescenza post-ospedaliera, spazi separati per le donne, laboratorio, ecco alcune novità. Non una mera ospitalità, ma l'avvio di un percorso di recupero, fatto salvo che a fronte di circa 80 senza dimora in città sono in costante aumento i soggetti che necessitano solamente di un posto per dormire perché pur avendo un lavoro non trovano casa. Già oggi il servizio sociale sta investendo su progetti di vita e quindi sul rafforzare l'autonomia di queste persone, cercando di conservare le abilità che hanno. Oggi con una struttura che consente agli operatori di lavorare anche a laboratori ma in spazi idonei e quindi che consente anche alla persona di vivere in un ambiente più adatto alle sue esigenze, chiaramente apriamo un nuovo futuro per i servizi alla grave marginalità. Ieri la denuncia, oggi la risposta del Consorzio di Bonifica, che ha inviato i suoi tecnici e 2 camion per procedere con la rimozione e lo smaltimento dei pesci trovati morti nei giorni scorsi sul canale Bidoggia a Cessalto. Nel telegiornale di ieri sera vi avevamo dato conto dello sfogo del sindaco Emanuele Crosato, che aveva chiamato in causa Consorzio e Regione per la cattiva gestione dei flussi che hanno provocato l'asfissia di oltre 100 pesci di grosse dimensioni
polli, carpe, anguille e siluri. Ringrazio per l'operatività, afferma il primo cittadino, ma rimane il problema che lo smaltimento è economicamente a carico del comune. Non lo trovo giusto perché non è imputabile alla mia comunità, ma l'importante era evitare il rischio igienico-sanitario. Spero, conclude il sindaco, che cose del genere non succedano più perché non avremo più le risorse economiche per affrontarlo. Ed ora andiamo sul Monte Grappa, la strada delle gallerie verso le malghe del Grappa. Grazie ad un avanzo di bilancio la provincia di Treviso è pronta a dare il via ai lavori per il ripristino della viabilità. Un'altra estate pesante per le malghe del Grappa, che ancora vivono il dramma della chiusura della strada che collega la cima del massiccio con la pianura trevigiana. Un anno fa, dopo la caduta di alcuni massi dalle gallerie, la provincia di Treviso si è trovata di fronte a una inevitabile chiusura per motivi di sicurezza a causa di una situazione peggiore rispetto al previsto. Grazie agli avanzi di bilancio della provincia, la soluzione è vicina. Abbiamo messo i soldi, abbiamo fatto la progettazione, è partita la gara d'appalto, quindi con i prossimi mesi partirà anche il lavoro e siamo sicuri che le promesse che abbiamo fatto anche in queste zone in diversi incontri le manterremo, quindi con la prossima primavera torneremo alla normalità. Non l'unico intervento fatto nell'area del massiccio del Grappa. Con le varie manutenzioni che sono state fatte i mesi scorsi, diversi chilometri di strada sono stati asfaltati, quindi c'è stata un'attenzione importante anche per questa zona, certamente sapete tutti, con i pochi fondi che abbiamo e soprattutto con l'aumento dei prezzi su stati di materiali, è chiaro che abbiamo potuto fare il necessario. Una bella notizia, ora parto in casa ieri pomeriggio a Ponte di Piave. La futura mamma ha contattato il reparto di ostetricia di Oderzo alle prime avvisaglie del parto, ma non c'è stato però il tempo di raggiungere l'ospedale perché nel giro di pochissimo tempo il neonato è venuto alla luce. Il parto è avvenuto grazie alla guida dell'ostetrica che al telefono ha aiutato i genitori. La mamma era al suo secondo parto, il bimbo pesava alla nascita quasi 4 kg, 3,9 kg. Ed ora siamo alla pagina dedicata alle notizie da Belluno e provincia. Incidente lungo la statale di Alemagna in località Pian di Vedoia nel comune di Ponte delle Alpi. Lo scontro è avvenuto tra una Suzuki 800 ed una Toyota Yaris condotta da una donna che per causa in corso di accertamento ha imboccato la strada contromano. Ferita la motociclista, una 46enne di Messina. I pompieri arrivati da Belluno hanno messo in sicurezza i mezzi mentre la donna è stata stabilizzata dal personale del SUEM e trasportata in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Ed ora la siccità. Ha piovuto ma non basta, la siccità appunto non dà tregua, soprattutto in Alpago, e con l'arrivo di turisti e residenti nelle seconde case la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Continua a non dare tregua l'emergenza siccità. Nonostante i temporali dei giorni scorsi abbiano portato un minimo apporto idrico nelle sorgenti montane, continuano a diminuire i livelli dell'acqua disponibile negli impianti gestiti da BIM-GSP, soprattutto in Alpago. Qui infatti da sabato sono ripresi in località Villanova i razionamenti notturni programmati nella fascia oraria tra le 22 e le 6 e ci si adopera per permettere alle vasche di accumulo di ricaricarsi adeguatamente e assicurare nel corso della giornata stabilità nell'erogazione. Un equilibrio fragile che però potrebbe andare a breve in tilt con l'atteso picco di presenze turistiche e di seconde case. Importante quindi che tutta l'utenza limiti i prelievi allo stretto necessario. Diciamo che la situazione al momento è sotto controllo, nel senso che il gestore sta effettuando tutti gli interventi per garantire anche per questo fine settimana la presenza di acqua. Tuttavia, da una ricognizione che abbiamo fatto presso le sorgenti lunedì scorso, abbiamo visto che la portata delle sorgenti è ulteriormente diminuita, quindi anche le piogge della settimana scorsa non
non hanno influito in maniera significativa, anzi per nulla, sulla attuale portata. In parallelo è stato dato avvio all'iter autorizzativo per il riutilizzo in via d'urgenza di 2 opere dismesse ubicate nei pressi della sorgente Cautes, mentre da Villanova di Fara dal Pago è partita la ricerca di perdite lungo la rete idrica locale. L'attività, che durerà circa 3 settimane, interesserà i sistemi acquedottistici collegati alle sorgenti Cautes e del Venal. Da cui dipendono vaste zone dell'Alpago, quali Farra, Pieve e Puos, oltre a frazioni di Ponte nelle Alpi e Tambre. Grazie a strumentazioni specifiche e sofisticate, la ricerca consentirà non solo la rilevazione di rotture occulte non visibili in superficie, ma anche la loro immediata riparazione. Distretto dell'occhialeria dopo il crollo dei fatturati a causa della pandemia, ora le Olimpiadi potrebbero essere l'apice per il rilancio del comparto. Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 al vaglio di chi fa economia come la Camera di Commercio. La manifestazione dei 5 cerchi si svolgerà infatti in un territorio caratterizzato dalla filiera dello sport che unisce le province di Treviso e Belluno con il distretto dell'occhialeria e dello sport system. Nel bellunese si praticano gli sport di montagna, dove vanno sottolineati i 60 milioni di fatturato generati dalle attività di gestione degli impianti di risalita e dove si trova la migliore produzione al mondo dell'occhialeria, con un valore della produzione pari a 2,3 miliardi di euro, che vede coinvolti più di 12.000 addetti nel territorio. Noi abbiamo delle eccellenze tra Belluno e Treviso. A Treviso per quanto riguarda la produzione delle attrezzature sportive, vestiario, a Belluno ad esempio l'occhialeria e non solo occhialeria. A Belluno abbiamo anche degli enti importanti come Dolomiti Certe e Certottica che certificano gli strumenti e le attrezzature sportive. Quindi nelle prossime settimane avremo ospiti, delegazioni da tutti i continenti, dalle Americhe, dall'Asia, dall'Africa, dall'Europa, e li porteremo a visitare delle aziende in modo tale da far conoscere queste realtà, quindi anche di promuovere un tessuto imprenditoriale molto forte, ma anche un turismo industriale che può svilupparsi assieme alle bellezze delle province di Belluno e di Treviso. Se peraltro si considera la filiera dello sport system nella sua interezza, essa rappresenta il 2% del PIL nazionale, muovendo una quindicina di miliardi tra abbigliamento, calzature, spese vere e proprie per lo sport attivo e turismo. Nel suo complesso, anche nelle sue estensioni su tutta la provincia di Treviso e su quella di Belluno, si arriva ad un fatturato superiore ai 4,2 miliardi di euro, sempre con riferimento all'anno pre-Covid 2019. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al Meteo. Pressione in diminuzione e ciò determinerà qualche breve episodio di instabilità sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di venerdì 12 agosto. Sul Veneto tempo variabile, un vortice in quota sfiora la nostra regione. Avremo schiarite alternate a cielo nuvoloso nel corso della giornata. Occasionali rovesci e temporali sparsi con il passare delle ore, meno probabili tuttavia sul veneziano e sul rodigino. Temperature come detto in lieve calo, minime tra 11 e 20 gradi, massime invece oscillanti tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo momenti soleggiati nella prima parte della giornata. A seguire locali piogge sparse, qualche schiarita poi in serata. Sulla costa soffierà bora moderata. Temperature minime tra 17 e 21 gradi, massime sui 27 e 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Al mattino sole e nubi, mentre nel pomeriggio si formeranno dei temporali.
Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.